con il capitano Danilo Rasula ad esaminare questa situazione. Prime 3 giornate di campionato, solo un punto in classifica e soprattutto tanti gol subiti. Sì, la squadra è cambiata tanto rispetto all'anno scorso, una squadra giovane, il calendario difficile anche, quindi niente, rispetto comunque alla prima partita contro l'Hellas, sia venerdì scorso contro lo Schio che stasera, la prestazione c'è stata. Ci sono degli episodi che in questo periodo ci girano male, però su con la testa, bisogna lavorare ancora di più e si va avanti. Sì, siamo d'accordo con te, anche perché questa sera si è visto più una reazione, no? Più orgoglio, e soprattutto si era anche andati in vantaggio. Sì, 1-0, poi il loro pareggio un po' sfortunato perché l'arbitro in quell'occasione ha fischiato 2 falli in un'azione, perché quindi sì, ha lasciato il vantaggio e dopo sul fallo successivo quindi si è arrivati al tiro libero e vabbè. Gira male in questo periodo, però vabbè, bisogna lavorare ancora di più e già da domani pensare alla prossima partita. Ecco Danilo, sei diventato capitano da quest'anno, ti prendi sul groppone la squadra, si assicuri che ci sarà una ripresa? Sì, io sono sicuro come tutti i ragazzi e lo ripeto, squadra giovane, quindi c'è da lavorare tanto, ma sono sicuro che ne usciamo fuori.